Questa è casa di Moreno, ieri l'abbiamo vista a bordo di una barca, l'abbiamo vista raggiunta da più di 1 metro d'acqua. Oggi lui e sua moglie stanno sistemando la casa, hanno messo fuori i mobili, i divani, ciò che è andato distrutto in questa alluvione. Adesso entriamo nella loro casa. L'alluvione c'è, l'acqua c'è, il problema c'è. Ora bisogna trovare la soluzione al problema e questo è quello che ci si ritrova. Tengo anche a precisare che la tempestività che ha avuto Alice in questo caso è di vedere anche le dinamiche poi fra vicini di casa, ci si sposta, ci si impresta la spina che manca, la gomma e ci si porta l'acqua, la corrente. Naturalmente questa è la situazione che ci siamo trovati. Come dicevo, l'acqua è entrata dalla finestra della cucina ed è uscita dalla finestra della sala. Elettrodomestici da buttare? Sì, perché come vediamo l'acqua è salita sopra nel forno dove mia moglie ha messo adesso i panni, comunque l'acqua è arrivata sopra fino al forno microonde. Siamo sempre a casa di Moreno, vediamo i danni che ha subito all'interno della sua abitazione. L'acqua qui ha raggiunto il 1 metro d'altezza, adesso Moreno rimane la paura. Sì, in effetti ogni pioggia è un lieve aumentare del fiume Vigenzone che mi è qua vicino, c'è sempre la fobia, la paura che l'acqua entri e crei danno. Io ho comprato la roba 2 anni fa con l'alluvione del Natale e del cioè della festa della Repubblica, tutta roba usata naturalmente, adesso ho fuori, è tutto ammucchiato fuori, ho perso tutto, lavatrice, la televisione, tutto, quello che può essere elettrodomestici. E la stufa in pellets che naturalmente ho pagato quasi 3.000 euro 1 anno e mezzo fa e via anche quella. Vediamo da questa finestra, la finestra del bagno, che il fiume è proprio qua alle spalle della vostra casa.